Amore, senti, ti dispiace se oggi teniamo con Rossellina, la mia cuginetta? No, ma figurati, ciao piccolina, quanti anni hai? 8 anni, sono nata nel 2010. Nel 2010. Nel 2010, amore, questa bambina è nata quando io già avevo 20 anni, amore. Io pensavo che dopo il 1991 non fosse nato più nessuno, amore. Non può essere mai, ma che dici? Questa non ha visto nemmeno i mondiali del 2006, amore. Questa bambina non sa chi è grosso. Chi è grosso? Ti spiego. Ma come che è grosso? Ma come che è grosso? Calcio, Si vuole Berlino Peppe, si vuole Berlino Peppe. Allora, Rossellina, cosa vuoi? Noi abbiamo tutto, vuoi dei colori? No, grazie. Dei fogli bianchi? No, grazie. Delle bamboline? No, grazie. E che cosa vuoi? Un access point a 5 GHz. Una connessione internet. Hai il wifi! E dillo wifi! Si dice wifi! Ai nostri tempi si dice wifi! Hai già soltanto 8 anni, questi a 10 anni cosa diventa? Un ingegnere informatico? No, al massimo programmatrice di software, perché voglio big money. Ma per cortesia, vedi che ti vuole. Certo che questi bambini di oggi tutto il tempo con sti cellulari, ma che fanno? Niente amore, o giocano o guardano video, vero Rossellina? Veramente sto monitorando i miei soldi con Smart Mobile My Money. Stai monitorando i tuoi soldi? Certo, deve capire se con la paghetta riesce ad arrivare a fine mese. Yes, I can. Sai che non... No amore, la bambina parla inglese! La bambina parla inglese! Guardami Ken, guardami! Ah no, ho sbattuto il gomito e mi fa malissimo. Amore mio, ti do un bacino che ti passa! Mua! Il bacino. Ma fammi a prendere una pommata a base di isopropanolo che funge d'antidolorifico. Esci da questo corpo! Foglietto illustrativo! Amore, andiamo a prendere una pommata a base di isopropanolo. Ai miei tempi non c'era l'isopropanolo, c'era casa e tardifitti. Dobbiamo pagare questa multa, siamo troppo in ritardo. Certo, perché tu non le paghi mai in tempo, Certo, quindi quelle poi ecco, scadono. Vi ho scaricato l'app della banca, così la potete pagare online. Che hai detto? Che la potete pagare online. Se non lo sapete siete proprio vecchi. Lo sappiamo, solo che noi siamo adulti e preferiamo pagarla col contatto umano, va bene? Ma quale contatto umano? Vedi di pagarlo online, altrimenti il contatto umano te lo do io! Se la spiega bene questa cosa a Claudio! Ma dai, state giocando a Monopoly, è il mio gioco preferito! Pure il nostro, ci stiamo divertendo un sacco. È solo che ci state giocando male, dove sono i soldi? Mancano i soldi finti! Noi i soldi finti non li usiamo, ci facciamo direttamente i bonifici dal cellulare. E funziona benissimo, guarda, Funghetto ti ha appena fatto un bonifico! Ma che vuol dire? E nella descrizione che ci mettete Parco della Vittoria! Non si dice descrizione, si dice causale. Si dice causale. Cioè tu mi stai dicendo veramente che non sai che cos'è questa cosa? Questa è una videocassetta! Non lo sapevo. E invece amore, questi sono CD in cui dentro c'è la musica! Tipo la pendrive. E questo è il telefono vero! Un cellulare gigante. No amore, è un telefono di casa, prima ce l'avevamo tutti! Mi, praticamente questa non è una casa, è un museo archeologico. Vai ad amore! No, amore, è tua cugina, amore! Claudio, per favore mi puoi fare da hotspot? L'hotspot si fa col cellulare. Giusto, me l'ero dimenticato, guarda che... L'hotspot è il wifi del cellulare. Perfetto. Per la dignità persa con i bambini. Di là. Grazie mille, tante belle cose. Vieni amore, spiegalo a me così la prossima volta di fare il balletto.